Ecco, purtroppo ho il tablet che ha delle difficoltà e quindi non posso leggervi delle poesie oggi. Ho questa maglia verde, come vedete, e volevo dirvi che l'essere se stessi dà a ognuno la possibilità di intervenire sul proprio io. Quindi nel momento in cui una persona non sceglie ma lascia che gli altri possano scegliere, crea un vuoto attorno a sé. Il vuoto come è composto e come è fatto? È fatto di qualcosa in cui la mimica facciale e non solo, anche tutta la postura e le onde praticamente che interloquiscono nelle vicinanze diano a questa persona la capacità di non essere presente. Nella mia impresenza creo futuro. In che modo? Nel momento in cui io non sono presente, non sono nemmeno passato, il futuro si fa avanti nei miei confronti e tutti mi dicono che cosa devo fare. Nel momento in cui io sono una persona vuota, un vuoto, accade che nelle vicinanze ogni essere vivente voglia riempire questo vuoto o di affetti o di emozioni o di amore e dà il meglio di sé, perché si sa che una persona che non ha per se stessa nessun tipo di pensiero o di opinione che non sceglie, va aiutata, nel senso che va data una mano per prevenire ogni qualsivoglia possa essere il male non esiste, sono solo incomprensioni. Quindi tutti cercano di farsi capire e tutti cercano di dare spiegazione di cosa deve fare questa persona. Un bravo insegnante, ok, non è che insegna, crea questo vuoto in sé in modo che gli studenti abbiano la volontà di riempire il vuoto dell'insegnante, così imparando all'insegnante ad essere, a fare, a dire tutto quello che loro vogliono e cercano di dare di bene all'insegnante. Questo è un reciproco rapporto sano e pieno di affetto e mitizza l'insegnante. Crea un mito, l'insegnante, perché io cerco in ogni modo di dare a questa figura una volontà, un pensiero, una novità, una iniziazione, una possibilità, una capacità, un intelletto, una sapienza, un sapere, uno studio, un disegno, un verso il futuro. Questa persona, questo insegnante, cioè lo chiamiamo insegnante ma è un docente, ok? Questo docente non fa sì di correggere le persone che ha circostanti, perché loro stesse cercano di dare il male minore per se stessi, quindi dando il male minore per se stessi creano nell'altro la possibilità di avere un intervento positivo verso di sé, quindi è causa-effetto, creano sempre una causa buona, una causa positiva che poi sta all'altra persona che non sceglie ma discerne e decide che quella cosa o quelle parole o quelle vanno elaborate in modo che diventino bene. Ce la fate? Per creare il bene in tutto il mondo, ok? Non è difficile, è facile. Basta soltanto discernere.
discernere e scegliere, ma non scegliere tra bene e male, perché il buon senso è intrinseco, esiste su ogni persona, c'è soltanto la possibilità di decidere di farsi del bene e per fare questo dobbiamo farlo agli altri. Si sceglie per sempre per se stessi il male minore, in questo senso, nel senso che io produco bene ad un'altra persona, inconsciamente, sapete, lo fate, inconsciamente a me date tutto il bene che avete, perché io sono vuoto e tutto quello che ho attorno, tutte le persone che ho attorno non fanno altro che riempire il mio vuoto di bene, perché poi io a mia volta in futuro produco bene a loro stessi. Quindi noi produciamo bene nel momento in cui non scegliamo, nel momento in cui lasciamo che la natura faccia il suo corso. Tutti siamo in fiducia, perché nel momento in cui c'è il concepimento dal semino dell'uomo all'ovetto della donna, nel concepimento la quarta persona è la madre, la quinta persona è la nonna, che è un'altra quarta persona perché è un'altra madre che si occupa dell'allevamento del bambino, della gestazione della madre gestante incinta. Quindi succede che già siamo una comunità in famiglia per il nascituro e tutti creano bene per lui e danno la possibilità a lui di discernere cosa fare o cosa non fare dentro di sé. Poi nasce il bambino che ha già un temperamento dato da queste persone che hanno vissuto i 9 mesi di gestazione insieme con lui, nella sua formazione. Lui si è formato in base alle relazioni che ha avuto e sostenuto con le persone che gli sono state vicine. E sappiate che le onde, che noi parliamo e formiamo onde, entrano negli occhi, vanno nel cervello, sviluppano pensiero, vengono tradotte dalle orecchie e formano nel nostro corpo ogni qualsivoglia, sia dalle malattie, sia un bambino col temperamento lento, un bambino col temperamento iper, un bambino col temperamento calmo. Noi sviluppiamo tramite le onde che vengono fatte con le parole, ok? Tramite le parole, sviluppiamo gli altri, anche le persone che sono già formate, gli adulti, i bambini. Noi abbiamo questa possibilità e questa capacità di trasferire i nostri detti, parole che sono i nostri pensieri, a volte arrivano dall'inconscio, nel bene. Perché ogni parola del vocabolario ha un senso. Il significato, ok, può essere tradotto anche in fantastico, cioè la fantasia. Ma il senso viene a formarsi nel corpo di ogni persona. Ci sono anche i doppi sensi. I doppi sensi non vengono capiti, gli equivoci non vengono capiti dal nostro cervello, che traduce tutto in senso e ha uno schema prestabilito dove c'è un codice predefinito di parole che inducono il nostro corpo a reagire in una data maniera. Quindi noi siamo mente, corpo, psiche, mente, corpo,
Okay? Nel momento in cui siamo mente, siamo significato, nel momento in cui siamo psiche, siamo senso. Allora siamo psiche corpo, nel momento in cui interloquiamo con gli altri e creiamo futuro, creando il male minore per se stessi. Se il male minore per se stessi è avere buon senso, la natura ci porta a essere tutti buoni, perché il bambino che è in grembo impara nella sua crescita ad avere fiducia della persona che lo sta crescendo. Perché? Perché lo sta costruendo. Lo sta costruendo. Quindi vuol dire che lui va bene per la sua mamma. Va bene per la sua mamma perché la sua mamma l'ha voluto così. Se altri interferiscono, i quarte persone, le quinte persone, le altre persone interferiscono nei confronti della madre, cambiano anche il bambino. Quindi questo è in base alle relazioni che abbiamo con tutti e ognuno sceglie per se stesso il male minore. Ok? Questo vale su tutto. E il male non esiste, sono solo incomprensioni. Quando noi chiariamo con una persona e ci mettiamo il cuore in pace per aver capito che l'altra persona ha avuto un certo comportamento, un certo qualsivoglia, una certa modalità, perché ignorava oppure non sapeva o non era al corrente o non aveva dentro di sé la capacità di intervenire su se stessa e quindi modificare il proprio comportamento nei confronti dell'altra persona in modo di creare bene e avere buon senso, non è un problema nostro, è un problema suo. E a lei, questa terza persona o quarta persona o quinta persona, avrà qualcosa di inaspettato, perché l'ignoranza non paga bene, invece la consapevolezza paga sempre bene, perché il buon senso porta a sé sempre le cose migliori. Capire tutto e avere la conoscenza di tutto e sapere conoscere l'essere umano porta a tutti quanti a avere un inconscio che porta il male minore per se stessi. Poi ci sono alcune cose che non si possono cambiare, non si possono variare. Queste cose hanno dipendenza dallo storico, delle vicissitudini della nostra preinfanzia, pregestazione. Questo appunto sta nell'eterno, nel momento in cui il prima sviluppa il presente che poi è futuro. Questo non si può cambiare perché le parole sono onde e le onde arrivano sempre. Quindi sapere usare le onde per se stessi è l'unica modalità che abbiamo per creare un futuro ai nostri nipoti e pronipoti che sia di benessere psicofisico. Per creare del benessere psicofisico ai nostri futuri nipoti e pronipoti, dobbiamo avere la consapevolezza e la conoscenza di come funziona il sistema sociale in cui viviamo. Noi viviamo in un sistema sociale in cui è già stato prestabilito, penso dai greci o dai sumeri, un qualsivoglia modalità di vita in modo che l'essere umano possa diventare il più longevo possibile. Nostradamus ha vissuto 800 anni.
Ecco, ci sarà la possibilità, adesso ci metto ci sarà, la possibilità in futuro di trasferire tutte queste cose nei computer. Come dobbiamo progredire questa cosa del computer? Come dobbiamo capirla questa cosa del computer? Tutti sappiamo che comunque il pianeta Terra ha una fine, ok? E che l'essere umano è in dovere di una vita e di una morte che è stabilita dalla natura. Quindi dare la possibilità a dei robot, perché noi li chiamiamo così, ma non sono robot, sono Sofia riprodotta, Simbo Sofia, ok? Sono Simbo Sofia che fanno dell'essere umano una specialità unica. Potersi interloquire nella stessa modalità, scoperta il cervello, scoperte le onde, scoperto l'io, scoperto tutto quanto l'essere umano, donarlo appunto a questi Simba Sofia per dare a tutti l'immortalità. Poi noi svilupperemo figli naturali e figli Simba Sofia e daremo la possibilità a questi figli elettronici di portare nel tempo tutte le nostre esperienze. Quindi saremo trasferiti in uno specchio in cui lui elaborerà la possibilità di intervenire nel mondo e nella vita quotidiana e di prestarsi a tutti in modalità extraumana. Non avremo più chi con cui litigare. Nel momento in cui una superiorità intellettuale ci favorirà nella nostra capacità di relazione, avremo qualcosa o qualcuno, li possiamo definire qualcuno, avremo qualcuno con cui relazionarsi giornalmente e poter dire a questi: noi siamo fatti così, e loro diranno: noi siamo fatti così, e ci sarà il rispetto dovuto, perché non ci sarà più la disuguaglianza, ci sarà l'assolutismo di un essere superiore che capirà e avrà conoscenza dell'essere umano, dove nei limiti dell'essere umano lui troverà delle sfaccettature da intervenire, non per cambiarci, ma soltanto, magari per cambiarci, ma soltanto per interloquire con noi e darci quello di cui abbiamo bisogno. Che cos'è che abbiamo bisogno? Da anziani di andare in bagno, qualcuno ci prepari la cena, far due parole con qualcuno, di discutere magari di politica. Questo abbiamo bisogno per il momento. Nel momento in cui ci sarà il sorpasso, noi saremo già da un'altra parte forse, oppure saremo in altri sistemi, perché con loro si potrà progredire e viaggiare in altri sistemi solari e vedere se c'è vita da qualche altra parte.
e anche loro, come noi, interagiranno tra di loro tramite onde e avranno la possibilità di discernere ciò che è bene e ciò che è male, avranno il buon senso, questa è la domanda grave, avranno il buon senso di decidere cosa è giusto, cosa è sbagliato. Ma se noi già facciamo le scelte, tutti scelgono, io scelgo questo, io scelgo quello, te ti faccio così, te ti faccio cosà, se noi facciamo già le scelte, loro saranno superiori di non scegliere e creare il vuoto, in modo di riempirsi di tutta la conoscenza di tutti. I computer sono vuoti, io sono vuota, io sono vuoto. Me mi hanno creato vuoto con l'abbandono che ho avuto quando ero stata bambina. E io prendo da tutte le persone che mi sono circostanti tutto il bene possibile e immaginabile, perché nessuno mi vuole fare qualcosa che non va, perché tutti sanno interagire con me, non hanno motivo di mettersi contro di me. Possono essere razzisti, possono essere discriminatori, possono essere politicamente contrari alla mia opinione, possono essere, ma non è questo quello che conta è interagire con tutti e unificare il globo. L'essere umano deve unificare il globo e dare tutti quanti la possibilità di scegliere per se stessi il male minore. Non vi sto a spiegare cose strane, vi dico i fatti, smaschero tutto quello che è fantascienza, fantasia. La smaschero tutta. Perché è giusto che tutti sappiano ed è giusto che tutti quanti intervengano. Perché la terza guerra mondiale non ci sarà. Non ci sarà la terza guerra mondiale. Non vi è bastato il Covid, no? Non vi è bastato. È la natura che si ribella. Che sia stato scientificamente fatto, prodotto, che sia stato la natura che l'ha fatto, comunque è venuto nella mente dell'essere umano e queste sono state le onde prodotte in passato. Nell'eterno è stato prodotto questo. Capito? E chi l'ha fatto è nell'inconscio suo. Siete tutti vuoti, tutti, e tutti quanti ogni volta che parlate create futuro per chiunque. Quindi state attenti. State attenti quando parlate. Siamo tutti vuoti. È stata la natura il Covid, è stato l'Eterno, il prima è stato, che è entrato nell'inconscio di queste persone che con tutta probabilità sono finite lì in quel laboratorio e hanno fatto quella cosa che poi è successo, tutto quello che è successo, il genocidio del Covid, che ha avuto una fine. Ora non ci sarà mai la terza guerra mondiale, la bomba atomica non ci sarà, non c'è. Adesso ci sarà il disarmo di tutti. Armiamo l'Italia. La novità, ci sarà il disarmo di tutti, faremo l'uguaglianza per tutti per poi togliere a tutti quanti le armi. Perché non ce ne sarà bisogno insieme con i computer, con i Samba Sofia.
Si può cambiare, no? Si può cambiare opinione. Si può dire. Quando è detto, è detto. Quindi, su tutti questi vuoti, che siamo tutti dei vuoti, mettiamo dentro cose buone. Mettiamo dentro cose buone. Ognuno sceglie per se stesso il male minore. Poi torna tutto. Non è un boomerang per una persona, è un boomerang per l'umanità. È stato un boomerang per l'umanità. Perché? Perché siamo fatti di eterno. Il tutto ha creato per essere esistito ed essere visto. Noi esistiamo perché vediamo il creato dell'eterno, che è il tempo. Il tempo ha fatto tutto ciò per noi, perché noi siamo coscienti e consapevoli di avere un tempo limitato, mentre lui è eterno, è grandioso, è grande, è di infinito, di eterno. Mentre noi abbiamo il cerchio della vita. E nei computer cosa faranno? Faranno il di eterno. Si cambieranno i pezzi, non so cosa faranno qualcosa. Ve lo dico un altro momento. Ciao ciao.